Ok, buongiorno a tutti, che il Signore ci benedica con la sua presenza. Vi invito ad aprire la parola di Dio per cominciare il nostro culto. Nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, versetto 9. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ok? E dice così la parola di Dio. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Pensiamo bene alle parole che l'Apostolo Pietro ha dato alla sua Chiesa. Sono parole pesanti, sono parole forti, no? Stava parlando a un popolo semplice e gli ha detto: voi siete una stirpe eletta, un reale sacerdozio, un popolo santo, una gente che Dio si è acquistata. Allora, perché queste persone, che anche oggi siamo noi, no? E diventi una gente santa, un popolo eletto, un reale sacerdozio, qualcosa deve essere successo nel cuore di ciascuno di noi, e quella cosa si chiama conversione, ossia siamo nati di nuovo, ossia il Signore ha trasformato completamente la nostra vita perché noi proclamiamo le sue virtù. Okay? Questo è quello che il Signore ha fatto in ciascuno di noi, in me e in te, che siamo nati di nuovo, ed è questo di cui parleremo stamattina. Nascere di nuovo ci dà tutta una serie di situazioni nuove nella nostra vita che noi dobbiamo veramente capire e sperimentare fino in fondo. Io ti chiedo di alzarti in questo momento e di pregare insieme a me affinché il Signore possa parlarci, possa darci veramente quel cibo di cui noi abbiamo bisogno, ok? Io so che tu sei venuto qua con delle aspettative alla presenza di Dio e il Signore sa esattamente che cosa ti serve perché la tua vita spirituale possa crescere, possa essere alimentata, e preghiamo proprio per questo, ok? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché senza di te, Signore, veramente non possiamo fare assolutamente nulla. Ti chiediamo, Signore, questa mattina di aiutarci a sperimentare, Padre, quella pienezza, quella gioia, quella allegria, Signore, che viene da te, dal fatto, Signore, che siamo nuove creature, nati di nuovo per servirti, un popolo santo, un popolo, Signore, che ti ama, che ti adora e che dice: Signore, vieni, Maranatha, Signore, vieni da noi. Ti ringraziamo perché la tua parola dice, e questo noi crediamo, che dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Signore, grazie perché possiamo sentire e sperimentare la tua presenza stamattina. Benedici il tuo popolo, Signore, con il tuo spirito, e ogni cosa ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amém. Aleluia, teu nome, Senhor. E cosa noi possiamo offrire, Signore? Un sacrificio di lode, di adorazione, ringraziando il Signore tutto ciò che Lui è nelle nostre vite, il risultato di una settimana nella presenza del Signore, una settimana che il Signore ha preso cura di noi, il Signore che è andato davanti a noi e ci ha dato tutte le cose che noi avevamo bisogno, e noi siamo qui per ringraziare la meravigliosa cura che il Signore ha su di noi, delle nostre vite, e la trasformazione della nostra vita in Cristo Gesù. Amen. Possiamo lodare il Signore questa mattina con gioia, celebrando il suo nome.
sei la fonte inesauribile di allegria, tu sei rifugio nella tempesta, tu sei la forza che sostiene la mia vita. Oggi dichiariamo adoriamo, accoglici dentro amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore dei signori e apri mai, sei Dio di tutta la creazione. Nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ti hai donato il tuo perdono, e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Signore dei signori, e apri mani, sei Dio di tutta la tuo nome esaltiamo, oggi ti adoriamo, accoglici nel tuo amore, hai lavato i nostri cuori, ci hai donato il tuo perdono e per questo noi offriamo a te, Signore, una vera adorazione. Cercare la tua presenza, Signore. Alleluia, tuo nome. Con gioia.
Applaudiamo il Signore. È veramente una giornata freddolosa, sì, si sente molto freddo. Però Corinzi 5, 17 c'è scritto così: ora se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco che sono diventate nuove. Poi Efesini 3:20: ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo. Amen. Il Signore ci trasforma, la sua presenza si fa viva in mezzo a noi. Ma il Signore ha bisogno di usare la tua vita affinché, cioè, il Signore usa anche la manifestazione del Signore, non dipende solo da te. Lui può fare anche da solo, ma Lui ti dà l'opportunità di essere uno strumento nelle mani del Signore, affinché nella tua vita, tramite la tua vita, altre persone possano vedere la presenza del Signore, possano vedere quello che il Signore fa. Ed questo è un'opportunità, e quello è una cosa meravigliosa che non tutte le persone hanno questo, ma quello che credono nel suo nome e sono salvate dal sangue di Gesù. E io credo in te, Signore, e io credo in quello che tu dici nella tua parola, Signore, che il Signore ci ha dato, nella tua parola che il Signore ci insegna, nello Spirito Santo di Dio che il Signore ha messo e ha dato a noi, affinché noi possiamo avere la chiarezza e avere la consapevolezza di tutto ciò che tu dici e tutto ciò che tu fai nelle nostre vite, Signore. Lodiamo, Signore. Ti sono io perché grande mi accolga a sé. Ero perso e mi salvo il suo amore, è il suo amore. E lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così.
benvenuto, Signore, in mezzo a noi e che la tua parola, Signore, questa mattina possa trasformarci, liberarci, Signore, darci saggezza, Signore, che possa condurci, Signore, alla tua volontà, Signore, quello che tu vuoi per le nostre vite. Amen, Signore. Potete sedervi. Ma tu vuoi essere davvero riempito dello Spirito Santo, come appena cantato? C'è una condizione fondamentale che io capisco dalle Scritture. Per essere ripieni di Spirito Santo bisogna dichiarare fallimento, ok? Ossia, Signore, ho sbagliato tutto nella mia vita. E nel momento in cui noi dichiariamo questo, il Signore prende il possesso della nostra esistenza e la cambia in modo radicale. Ma noi dobbiamo fare questa dichiarazione al Signore. Stiamo incamminandoci per tutto l'anno 2022 probabilmente in una serie di predicazioni e di studi, ok? Sì, puoi portarli di là? Sì. Ci stiamo incamminando verso una serie di predicazioni e di studi biblici settimanali che riguardano i comandamenti che Gesù ha dato mentre lui predicava, mentre lui era in vita ovviamente. Dei comandamenti perentori, ossia non erano semplici consigli. Quello che vedremo per esempio stamattina è: dovete nascere di nuovo. Non era un consiglio. Per entrare nel regno di Dio, per vedere il regno di Dio, dovete nascere di nuovo, ok? Era questo che lui ha comandato e per tutto l'anno noi studieremo su questo tema. Per questo io ti invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, un testo molto conosciuto, e noi predicheremo proprio sulla storia di un uomo che si chiama Nicodemo. Penso che tu abbia già letto questa storia, ma molto interessante, vedremo che cosa Dio ci dice stamattina. Versetto 1 del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni dice così: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità vi dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come credereste se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Preghiamo che il Signore ci parli. Nostro Dio, siamo nella Tua presenza e vogliamo aprire il nostro cuore, Signore, alla Tua parola. Ti chiedo, Signore, di amministrare questo seme, Signore, che Tu spargerai stamattina. E ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che cada su un terreno buono, che porti frutto al 30, al 60 e al 100 per uno. Signore, ti ringrazio per tutti quelli che sono qua stamattina. Benedici, Signore,
questo tempo di meditazione e ti chiediamo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora osserviamo il testo. Molto interessante la storia di questo dottore della parola di Dio che si chiamava Nicodemo. Non era un uomo qualsiasi, era un dottore, ossia era una persona che aveva dedicato tutta la sua vita all'insegnamento della parola di Dio, allo studio della parola di Dio, alla preghiera, ossia lui era un punto di riferimento per il suo popolo. Lui era uno dei 70 anziani di Israele, ossia del Sinedrio, che erano veramente i conduttori spirituali del popolo di Israele fino ovviamente a che Gesù non è arrivato. E lui a un certo punto va di notte da Gesù. C'è questo dettaglio molto interessante, ossia facendo parte di questo Sinedrio, ovviamente lui si vergognava ad andare da questo ragazzo che predicava, un ragazzo che predicava in modo itinerante in tutto Israele, e gli dice: maestro, intanto lo chiama maestro e gli dice: noi sappiamo che tu sei uno che viene da Dio, perché nessuno può fare quello che tu fai se non Dio non è con lui. Ossia, lui stava dicendo: noi sappiamo che qualcosa tu hai, ossia noi del Sinedrio, noi abbiamo discusso tra di noi, abbiamo capito che tu sei una persona diversa, sei una persona completamente diversa da quelle che abbiamo visto fino ad oggi, ossia Dio è con te. Com'è che fai a fare queste cose che tu fai, che noi vediamo e non riusciamo a dargli una spiegazione? E la cosa interessante è che a un certo punto lui dice al versetto 10, Gesù, non so se ricordate lì, ma dice: tu sei maestro di Israele e non sai come avvengono queste cose. Ossia, Gesù in modo diplomatico, molto diplomatico, gli ha detto: caro mio, tu non hai capito assolutamente niente. Ossia, hai studiato per tutta una vita, sei diventato maestro della legge, ma ancora non hai capito che cos'è il nucleo della parola di Dio. Ossia, per entrare nel regno di Dio, per avere un cambiamento di vita radicale nella nostra esistenza, noi dobbiamo fare un incontro che mette in crisi le nostre convinzioni, come per Nicodemo. Io non so se è successo questo nella tua vita, nella mia vita è accaduto che a un certo punto, quando ho incontrato Gesù faccia a faccia, ho detto: Signore, ho sbagliato assolutamente tutto, fammi di nuovo, registra il mio nome nel libro della vita e rinnova tutto quello che io sono, perché io non ho capito niente fino adesso. Questa è stata una dichiarazione di fallimento da cui Dio è partito per riformare, per ristrutturare, per rigenerare tutta la mia esistenza, come è stato per Nicodemo. E Nicodemo veramente poteva dire: ok, io non ho capito niente, ma tu sei un predicatore di nulla. Ma lui si è fatto influenzare da quello che Gesù ha detto, tant'è che se tu vai al capitolo 7 sempre del libro di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, Nicodemo è stato uno di quelli che ha difeso Gesù all'interno del Sinedrio quando veniva processato Gesù. È uno che è andato, quando Gesù è morto, è andato a ungere il corpo di Gesù per onorare la sua persona, e quindi qualcosa veramente è cambiato nella sua vita. E questo significa nascere di nuovo, ossia a cambiare in modo radicale la propria esistenza. Ma devono avvenire 3 cose fondamentali perché noi possiamo veramente capire che cosa significa nascere di nuovo. E la prima la troviamo al versetto 3, che dice così: in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se tu non sei nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Pastore, cosa significa vedere il regno di Dio? Tante volte noi confondiamo questa visione del regno di Dio con il ministero che noi facciamo. Tante volte noi confondiamo la visione del regno di Dio con la Chiesa riunita che noi vediamo, ma non è questo il regno di Dio. Perché? Perché una cosa fondamentale che io ho capito durante il mio ministero è che c'è una Chiesa visibile e c'è una Chiesa invisibile. Ti ricordi la parabola delle 10 vergini? Ossia, tutte aspettavano all'arrivo dello sposo, ma 5 solo di loro avevano
veramente capito che cosa significava aspettare lo sposo nel modo corretto, ossia avendo la luce nelle loro lampade, ossia lo Spirito Santo di Dio. Ossia ci sono delle persone, e questo è un fenomeno che purtroppo negli ultimi tempi è una cosa molto comune, ossia c'è una partecipazione alle chiese ma non una vera e propria conversione. Sta attento a cosa ti dico adesso. Nella parola di Dio ci sono due tipi di parola che vengono definite per la parola conversione. La prima è epistrefo, ossia inversione di marcia e seguire il gregge. Questo significa conversione, ma ce n'è una più profonda ancora che è la parola metanoia, ossia cambiamento di modo di pensare. Sta attento a cosa ti dico adesso. Queste due realtà sono fondamentali perché una persona sia veramente convertita, ma purtroppo negli ultimi tempi c'è un episodio, ossia un fenomeno che si chiama epistrefo, ossia tante persone cominciano a seguire il gregge di Dio, ma non hanno veramente un metanoia, ossia un cambiamento di modo di pensare. Perché? Perché non c'è la nuova nascita. Cari miei, posso dirvi una cosa? Quando io leggo la parabola delle 10 vergini mi spavento. Sapete perché? Faccio questa considerazione. Signore, sarà che questa parabola rappresenta esattamente, numericamente, quello che succederà nella tua chiesa, ossia che 5 persone verranno prese e 5 persone verranno lasciate? La mia preghiera è che no, Signore, io voglio che la mia Chiesa, tutti siamo metanoia, tutti abbiamo sperimentato un profondo cambiamento di modo di pensare. Cosa significa vedere il regno di Dio? Allora bisogna che ci siano 3 elementi che rappresentano esattamente cosa significa vedere il regno di Dio. Primo, avere una chiara visione della grandezza di Dio. Secondo, su questo sfondo della grandezza di Dio, avere una chiara visione della nostra condizione spirituale dinanzi a Lui. E terzo punto, avere un forte desiderio di lavorare per espandere il regno di Dio per la sua gloria. Queste sono le 3 condizioni fondamentali. Cari miei, posso dirvi una cosa? Nel regno di Dio, e lo dico sempre e lo dirò sempre fino alla fine dei miei giorni, nel regno di Dio non ci sono spettatori, non ci sono persone che entrano nella chiesa e si siedono, ma chi è veramente nato di nuovo, convertito, veramente rigenerato dallo Spirito di Dio, desidera entrare nel servizio del nostro Signore. Questa è la condizione fondamentale perché noi siamo veramente nati di nuovo. Allora, queste 3 condizioni sono rappresentate benissimo in un testo biblico dell'Antico Testamento che è il libro di Isaia, ossia anche Isaia, il grande profeta Isaia che ha predicato per 60 anni sulle mura di Gerusalemme, ha dovuto convertirsi, cari miei, ha dovuto nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio. E un giorno lui era nel Tempio come tutti gli altri. Andiamo avanti, Letizia, per favore. Ancora. Ok, no, non è questo. Torna indietro. Torna indietro. Torna indietro. Non so perché non si è scaricato, ma va bene, ve lo leggo io, ok? Si trova in Isaia capitolo 6 e dice così, a un certo punto, sta attento all'introduzione, per 5 capitoli Isaia predica la parola del Signore, ok? I primi 5 capitoli del libro di Isaia, tu vedi Isaia che già comincia a profetizzare, a parlare in nome del Signore. Un giorno, al capitolo 6, la parola di Dio ci dice che lui entra nel Tempio e quel giorno che lui si aspettava forse di fare una predica normale, andare a fare le sue preghiere, andare a fare le sue funzioni levitiche, a un certo punto dice la parola di Dio che lui ha una visione incredibile della gloria di Dio. E c'è descritto là il capitolo 6 di Isaia che lui vede il Signore seduto sopra un alto trono, il mantello di Dio che riempie il Tempio, e la cosa che lui ha detto quando ha visto la gloria di Dio, ha detto: Signore, io sono perduto, sono un popolo dalle labbra impure, le mie labbra stesse sono impure. Sapete perché diceva le mie labbra sono impure? Perché lui predicava la parola di Dio, e quindi quando lui si rendeva conto di quello che diceva, appena io apro bocca, Signore, io sono in difetto con la tua parola perché io sono un peccatore. E quando lui ha detto così, ha detto: Signore, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure,
Il Signore ha fatto una cosa straordinaria, bellissima. Ha comandato a un cherubino di andare a prendere un carbone ardente dalla braciera che c'era di fronte al trono di Dio con le molle, perché non si poteva prendere con le mani, neanche gli angeli potevano prenderlo con le mani. Ha toccato le labbra di Isaia e gli ha detto: va e predica la mia parola. Hai capito cosa significa essere nati di nuovo? Primo, aver visto la gloria di Dio. Secondo, aver visto la propria condizione spirituale e a un certo punto desiderare di servire Dio perché Dio ti ha salvato per grazia. Allora ti faccio una domanda. C'è stato un momento, anche questa è una domanda che ogni tanto faccio nelle mie prediche, c'è stato un momento nella tua vita che tu hai riconosciuto chiaramente che meritavi l'inferno, che eri una persona profondamente impura, perché da quello che capisco io dalle scritture, la parola di Dio dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Non c'è niente di buono dentro di me, dentro di te. Signore, ma come hai fatto ad amarmi? Proprio perché tu hai bisogno di me che io ti ho amato. Questa è la grazia di Dio. Questo è il regno di Dio. Tu hai visto la gloria del Signore. Hai visto che tu sei condannato all'inferno. A questo punto hai detto: Signore, non merito niente, adesso proprio è il momento che io posso usarti. Quando noi dichiariamo fallimento, il Signore dice: adesso tu sei pronto per servirmi. Conosco la storia di un pastore amico mio che ha detto: mi è capitata una cosa dopo 20 anni di ministero, ero lì in preghiera, ho sentito veramente che Dio mi stava parlando in un modo talmente profondo e talmente forte, mi ha fatto vedere chi io ero, chi era Lui, e dopo questo il Signore mi ha detto: adesso sei pronto per servirmi. Signore, ma sono 20 anni che ti servo, adesso tu sei pronto. Sei pronto per dichiarare sconfitta? Sei pronto per dichiarare fallimento? Sai qual è la traduzione italiana per la parola peccato? Fallimento. Quando io sono d'accordo con Dio, Dio dice: adesso tu sei pronto per servirmi. Se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. C'è una seconda condizione che dice: se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Versetto 5-6: in verità vi dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Allora, cosa significa non può entrare nel regno di Dio? Allora, ovviamente nessuno potrà entrare nel regno di Dio se non è convertito, se non è nato di nuovo, se non è rigenerato. Cosa significa? Pastore, è perché io ho ricevuto lo Spirito Santo, perché io ho detto di sì a Dio, perché io ho detto al Signore: ho bisogno di te. Ok, te lo spiego così come dice la parola di Dio cosa significa essere convertito, cosa significa essere nato di nuovo. Ti ricordi della storia di Abramo? Abramo è stato chiamato fuori da un paese che si chiamava Ur dei Caldei e il Signore gli ha detto: vai in un paese che io ti mostrerò e là io ti darò questa terra e la tua discendenza sarà come la sabbia del mare. Ma ovviamente perché Abramo fosse pronto a realizzare i piani di Dio nella sua vita doveva avere un cambio di personalità, un cambio di identità. A un certo punto della sua storia, che cosa Dio gli ha detto? Tu non sarai più chiamato Abramo, ma sarai chiamato Abrahamo. Ossia, Dio ha aggiunto una lettera che per noi in italiano è la lettera H, ma che in ebraico è la lettera He, ok? E questa lettera He è contenuta per 2 volte nel tetragramma sacro che è il nome di Dio in ebraico, ok? Quindi che cosa significa nascere di nuovo? Significa che l'identità e la personalità di Dio viene inserita nella nostra personalità e noi diventiamo qualcosa di totalmente nuovo, pronta a servire il Signore. Se io non ho questa che inserita nel mio nome, io non posso entrare nel regno di Dio. La domanda che ti faccio scomoda stamattina: Cristo è dentro di te, ha cambiato la tua personalità radicalmente da quando tu l'hai ricevuto come personale Salvatore e Signore?
Perché noi non siamo convertiti, cari miei, perché qua si fa una bella lode e perché mi piace l'ambiente o perché c'è un pastore simpatico. Non è questo. Noi siamo convertiti quando la personalità di Dio entra nella nostra personalità, fa un cambio radicale di identità e noi cominciamo ad avere una visione della vita totalmente diversa. Ti ricordi la storia di Giacobbe? Che a un certo punto, dopo 20 anni che è scappato, ha incontrato Dio faccia a faccia e Dio gli ha detto: tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma sarai chiamato Israele, ossia Dio, tu hai combattuto con Dio e hai vinto, ossia Dio ha messo il suo nome nella personalità di Giacobbe e la sua storia è cambiata in modo radicale. Pastore, io sto lottando contro tante caratteristiche della mia personalità. Questo è normale. Non significa essere nuove creature che tu hai sconfitto la carne, perché come ha detto Lutero una volta, io pensavo che il mio vecchio uomo fosse morto con il battesimo e sai che cosa ha risposto? Però mi sono reso conto che sapeva nuotare molto bene. Questo lui ha detto, perché il nostro vecchio uomo tornerà sempre, tornerà a darci caratteristiche di persone che vogliono peccare, che piacciono le cose del mondo, ma il Signore dice: tu hai una nuova identità, combatti con quelle, lasciami operare nella tua vita affinché io possa fare di te una nuova creatura, creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato. Vogliamo essere una chiesa vittoriosa, sì o no, gente? Vogliamo lasciare lavorare questo Signore che è dentro di noi o vogliamo tenere una Ferrari senza le chiavi inserite o senza la benzina dentro, meglio ancora? È questo che noi dobbiamo fare. Santo Spirito, vieni su di noi, riempi la nostra vita, ma per fare questo dobbiamo permettere alla personalità di Dio di riempire la nostra anima, lasciarla operare, lasciare che Lui, mettiamoci da parte, gente, te lo dico proprio così in parole spicciole, mettiamoci da parte e lasciamo che Cristo operi in noi. Se io dovessi paragonare a un cristiano ripieno di spirito, lo paragonerei a una Lamborghini bella, fiammante, che va a 300 all'ora. Se io dovessi paragonare purtroppo tante persone che vivono dentro la Chiesa, purtroppo ci sono le 500 o le Topolino degli anni 50. Perché? Perché non hanno capito che motore c'è montato sopra. E gli apostoli, quando si sono resi conto che stavano svuotandosi di Spirito Santo, ti ricordi quando erano stati messi in prigione? Sai che cosa loro hanno pregato? Hanno detto: Signore, concedici di nuovo di predicare con franchezza la tua parola. E la parola di Dio dice negli Atti degli Apostoli che lo Spirito Santo è sceso su di loro, le porte del Tempio hanno tremato e loro hanno cominciato a predicare con autorità perché loro hanno voluto essere ripieni di Spirito Santo. Quante volte noi perdiamo questa occasione, gente? Quante volte? Non lasciamo Dio, ci penso io adesso. La situazione della mia casa ci penso io. La situazione della mia famiglia ci penso io, Signore, lascia stare, adesso intervengo io. E il Signore dice: ok, fai pure. E noi perdiamo l'occasione di lasciare operare Lui con potenza, con autorità, con unzione, per risolvere le cose che il Signore ci dà davanti. Sai perché il Signore ci dà delle cose che noi non possiamo risolvere? Hai capito nella vita cristiana il perché? Perché Lui dice: hai capito che tu hai bisogno di me? Hai capito che io voglio prendere il tuo posto? Ma Dio non violenta nessuno. Dio è gentiluomo. Sapete, una volta ho avuto un'immagine mentre pregavo e dicevo: Signore, è proprio vero, il Signore Gesù alla nostra porta bussa con i piedi. Sai perché? Non perché è maleducato, ma perché Lui in mano porta dei regali per me e per te. E uno dei regali che Lui ci porta più preziosi è la pace. In mezzo alle difficoltà della vita noi possiamo avere pace se lo Spirito Santo ha preso il nostro posto. Ci sono delle situazioni che tu non riesci a risolvere nella tua vita? Solo io? Alza la tua mano se sei un essere umano e non sei un angelo o non sei morto ancora. Ok? Perché è così, gente. E il Signore dice: lascia che io
metta la mia identità dentro di te e lascia che questa identità agisca al posto tuo affinché tu possa vincere. Se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Ma come possiamo entrare? Attraverso Cristo. Versetto 14 e 15 dice così: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Noi possiamo passare soltanto attraverso Cristo, non possiamo passare attraverso delle pratiche religiose, non possiamo passare attraverso la nostra intelligenza, non possiamo passare attraverso una filosofia di pensiero, non possiamo passare attraverso niente se non attraverso Cristo. È interessante quello che dice Gesù qua. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Che cosa si riferisce Gesù quando dice che Lui assomiglia a un serpente, che è il serpente di rame dell'Antico Testamento? E spieghiamo il perché. Sapete cosa stava succedendo in quell'episodio là di Numeri? Succedeva così: il popolo, come al solito, che era là nel deserto, che girava, si lamentava e voleva tornare in Egitto. Vogliamo la carne, vogliamo le cipolle, vogliamo i meloni dell'Egitto, vogliamo un sacco di cose. E allora il Signore che cosa ha fatto? Arrabbiato di nuovo, dopo 40 anni ancora facevano queste considerazioni, il Signore manda dei serpenti in mezzo all'accampamento, e i serpenti mordevano gli esseri umani, il popolo di Israele, che si lamentava di quella situazione, e il Signore ha detto: ok, finché loro non si ravvedono io manderò i serpenti. Mosè ha interceduto, ha detto: Signore, cosa facciamo perché stanno morendo centinaia di migliaia di persone? Ha detto: fai un serpente di rame, e tutte le volte che uno dei serpenti morderà un componente del tuo popolo, quella persona dovrà guardare a quel serpente di rame e non morirà. Perché? Perché è come se il veleno che loro avevano preso durante il morso si trasferisse istantaneamente sopra quel serpente di rame. Allora questo che cosa significa, cari miei? Che io e te continuiamo a peccare anche se siamo entrati nel regno di Dio. Ma se io guardo a Cristo Gesù e la croce di Cristo, tutto quello che io provo, sperimento, che dispiace a Dio, sarà trasferito su Cristo, e in quel momento il peccato passerà da te a Lui e tu sarai santo esattamente come prima. Ossia, la parola di Dio ci dice che i peccati nostri di ieri, di oggi e di domani sono trasferiti su quel serpente, perché Cristo è stato fatto peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Allora, pastore, attraverso cosa io entrerò nel regno di Dio? Una persona sola, che si chiama Cristo. Ok? Tu non sarai salvato perché verrai tutte le domeniche al culto. Tu non sarai salvato perché hai tutti i giorni il tuo tempo con Dio. Tu non sarai salvato perché preghi ogni giorno, perché questo lo facevano benissimo anche i farisei. L'unica strada, l'unica via per arrivare alla salvezza si chiama Cristo Gesù il Signore. Questa settimana facevo una considerazione molto interessante. Capitolo 3 di Genesi. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, c'è stato tutto un processo. Ti ricordi che Satana si è avvicinato, no? Ha cominciato a fare un ragionamento con loro: no, ma dai, ma Dio ha veramente detto così? Ma se tu mangi del frutto della conoscenza del bene e del male, tu sarai come Dio. Eccoci qua, ok? Io e te siamo Dio, vero? Neanche in grado di prevedere il domani. Ma è interessante che cosa Dio ha fatto. Dio ha fatto un ragionamento con Adamo ed Eva dopo. Assolutamente no. Sapete che cosa Dio ha fatto? Ha fatto un sacrificio di un animale, ha preso delle pelli di pecora, li ha rivestiti della loro nudità, perché la risposta ai nostri peccati, la risposta alla nostra condizione disgraziata si chiama Cristo. Non c'è bisogno di parole. Il Signore ha fatto un'opera che si chiama salvezza attraverso la croce di Cristo sul Golgota. Tu vuoi la soluzione ai tuoi problemi? Sai come si chiamano? Sai come si chiama? Cristo. Cristo, non c'è bisogno di filosofia, di ragionamenti. Cristo è la risposta. Allora, quel serpente di rame è diventato serpente
è diventato peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, entrare solo e esclusivamente attraverso Cristo. E ultimo, questa è la condizione di chi è nato di nuovo. Versetto 8 dice, chi è nato di nuovo. Versetto 8 dice, il vento soffia dove vuole e tu non ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito. Ossia, Dio sta dicendo che una persona che è veramente convertita, nata di nuovo, rigenerata dallo Spirito, è una persona totalmente libera. Ti faccio una domanda, tu hai mai visto qualcuno che ha chiuso il vento in una scatola? Legato con una corda? Il vento va dove vuole. Allora, quando Gesù ha parlato di questo, io ho detto, Signore, voglio capire meglio questa cosa, no? Sai perché si genera un vento? Allora, un vento si origina da una zona di alta pressione e questo vento, ossia questo flusso di aria, va verso una zona di bassa pressione. Okay? Ossia, la natura è incredibile come Dio l'ha creata, no? Questo vento va a riequilibrare una bassa pressione. Ho detto, Signore, che rivelazione che tu mi hai dato. Che cosa fa un cristiano nella Chiesa? Che cosa fa un cristiano nel mondo? Un cristiano nella Chiesa va da una zona di alta pressione, ossia di alta spiritualità, e va a tamponare, va a rinforzare una zona di bassa spiritualità. Ossia ci sono persone che veramente quando ti stanno vicino tu percepisci che sono persone che ti danno forza, che vanno a cercare il debole per rinforzarlo. Tu pensi che una persona nata di nuovo è una persona che vede il punto debole e va a pettegolare? Tu pensi che questa persona sia una persona nata di nuovo? Questa è un'opera diabolica, gente. Stai attento a quello che fai nella Chiesa. Che quello ti faccia chiara nella tua mente. Signore, cosa sto facendo? Tu vai a cercare la persona debole per rinforzarlo o vai a cercare la persona debole per schiacciartela sotto i piedi? Attenzione all'opera che tu fai nella Chiesa di Dio. E poi è interessante che il vento arriva, non si vede e muove, qualcosa si muove quando il vento arriva. Quando lo Spirito Santo lavora nella vita di una persona, qualcosa cambia. Allora, noi viviamo in un paese che si chiama Italia, giusto? Tu sai che l'Italia è un paese unico al mondo. Perché è unico al mondo? Perché è l'unico paese al mondo penisola chiusa tra due mari, ok? E i geologi di tutto il mondo studiano la particolarità dell'aria italiana. Allora io ho sentito poche settimane fa la testimonianza di un geologo proprio che parlava dell'aria in Italia e lui diceva: sapete perché c'è la buona mozzarella a Battipaglia giù nel meridione? Sapete perché c'è il buonissimo prosciutto di San Daniele? Che piace il prosciutto di San Daniele? Buono, eh? Sapete perché c'è il Brunello di Montalcino, che è un vino che cercano di imitarci in Australia, in Sud America, ma non lo fanno da nessuna parte come il nostro? Perché l'aria è buona, perché l'aria è particolare proprio per quel punto lì. È l'aria che fa la differenza. Allora noi come cristiani dobbiamo essere quell'aria, quel vento che fa la differenza, che dà il buon sapore alle cose dove noi andiamo. Hai capito? La nostra testimonianza fa la differenza, ma se io non sono nato di nuovo non posso entrare nel regno di Dio. Se io non sono nato di nuovo non posso vedere il regno di Dio. Se io non riconosco Cristo come mio personale Salvatore e Signore non posso entrare nel regno di Dio. Se io non sono nato di nuovo non posso portare la buona aria della notizia dell'Evangelo a nessuno. La mia vita, la mia testimonianza saranno sterili. L'unica cosa che io devo fare è passare attraverso Cristo. Ti ricordi cosa Cristo ha detto? Ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Voglio chiudere questo
questa predica ricordando proprio quella parabola delle 10 vergini. Stiamo aspettando il ritorno di Cristo, sì o no? Sei pronto per il ritorno di Cristo? Sei nato di nuovo? Ti riconosci in quel vento che passa e fa la differenza? Sei qua in questo paese per i tuoi interessi personali o per fare gli interessi del Signore? Se tu sei nato di nuovo, desideri servire il tuo Signore con tutto il tuo cuore, come Isaia ha detto: Signore, manda a me per predicare la tua parola. Tu pensi che per Isaia fosse stato facile? Ai suoi tempi, quando lui sapeva di predicare la parola, sapeva che avrebbe preso delle bastonate. Sapete che cosa dice la tradizione ebraica? Che a causa della predicazione di Isaia e della sua predicazione, che ha predicato quasi 60 anni, è stato segato in due, ok? Da sveglio, perché prima non gli hanno dato un colpo in testa, l'hanno segato in due, ossia, voi sapete perché facevano questo tipo di tortura, no? Perché la persona che veniva torturata in questo modo sentiva dolore fino a che non arrivavano al cuore, quindi sentiva esattamente tutto. Isaia lo sapeva, ma lui ha detto: Signore, manda me, sono pronto a pagare il prezzo. Sei pronto? Che il Signore possa aiutarci a fare un'analisi profonda della nostra esistenza, profonda. E se la risposta è: Signore, mi manca qualcosa, ricordati, la risposta è Cristo. Se tu non sei nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio, ma Cristo è qua per dirti: io oggi sono disponibile, io sono la via, la verità e la vita. Preghiamo. Nostro Dio, in questo momento, Signore, io ti prego che il tuo Spirito possa interagire, Signore, col nostro spirito umano, in una profonda analisi, Signore, delle nostre esistenze, e chiedersi: Signore, veramente io ho fatto un'esperienza con te? Sono arrivato in chiesa perché mi piaceva l'ambiente? O tu mi hai cercato, Signore, io mi sono ravveduto, ho capito, Signore, che meritavo l'inferno, ma ho visto la tua grandezza, ho visto la tua grazia, ho visto, Signore, chi tu sei, e desidero con tutto me stesso entrare a far parte del tuo regno. Signore, se c'è qualcuno qua stamattina che ancora, Signore, resiste alla tua chiamata, io ti prego nel nome di Cristo Gesù che la tua parola, Signore, possa avere frantumato, Signore, le fondamenta delle nostre convinzioni, e che tu possa averci dato, Signore, uno spiraglio di luce perché noi possiamo essere veramente salvati. Signore, nel nome di Cristo Gesù, non è un'opera del predicatore, non è un'opera della Chiesa, è un'opera dello Spirito di Dio. Ed è per questo, Signore, che nel nome di Cristo Gesù io ti chiedo che in questo momento tu possa spezzare quei legami, Signore, quelle catene che il mondo spirituale mette su di noi e cerca di mettere su di noi ogni giorno. Libera le menti, Signore, dalla religiosità, libera le menti, Signore, dalla bugia, e che questa Chiesa, Signore, sia una Chiesa vittoriosa, che predica, che vive, che testimonia di un Dio vivente. Grazie, Padre, per la tua pazienza, per il tuo amore e per la tua grazia. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.
Amen. Alleluia. Noi abbiamo l'opportunità adesso di lodare il Signore, di consegnare con i nostri decimi, le nostre offerte, le nostre vite davanti all'altare del Signore. Amen. Alziamoci in piedi e lodiamo ancora il nome del Signore. Tu sei la mia gioia. Padre Santo, grazie per questo banchetto che abbiamo avuto questa mattina, per l'opportunità, Signore, di poter
poter offrire un culto, Signore, a Te. Accetta la nostra adorazione, Signore, grazie per queste offerte che sono state alzate oggi, portate davanti alla Tua Chiesa, Signore. Che possa essere, Signore, di buon uso e possa far progredire, Signore, la Tua opera qui in questa città. Benedici i nostri fratelli, benedici la Tua Chiesa. Nel santo nome di Gesù io ti chiedo. Amen. Amen. Potete sedervi. Un avviso molto rapido, dopo passo la parola al fratello Rino Sciaraffa, che è rappresentante di Compassion, okay, che è qua tra di noi, e che ci presenterà un video e ci parlerà di questa missione che noi stiamo sostenendo una delle missioni che noi stiamo sostenendo con le nostre offerte. Okay? Allora, l'avviso è riguardo al corso di Apocalisse che era previsto per martedì questo, verrà spostato soltanto di una settimana, okay? Verrà fatto però di una settimana a scala. Perché? Perché siamo stati invitati come Chiesa a predicare in una veglia ecumenica, ossia abbiamo l'opportunità come cristiani evangelici battisti, ma soprattutto come cristiani, di andare a predicare la parola di Dio in mezzo a tante persone che non conoscono la parola di Dio. Quindi pregate per noi affinché il Signore possa usarci per la sua gloria. Ok? Quindi corso di Apocalisse non comincerà questo martedì, ma martedì successivo. Ok? Fratello Rino, puoi venire? Perfetto, grazie Pastore anche per la parola che hai predicato. Sono onorato di essere qua con voi, come ha detto il Pastore, sono Rino Sciaraffa e sono rappresentante per la missione evangelica Compassion. Giusto 2 parole per chi non la conosce la nostra missione: siamo un'organizzazione cristiana internazionale, lavoriamo in 25 paesi al mondo con oltre 8.600 chiese in 25 paesi diversi, fra Asia, Africa, Centro e Latino America. Uno dei progetti principali è il sostegno a distanza di bambini che frequentano i nostri centri. Che cosa significa principalmente? Voi conoscete Compassion principalmente per l'aspetto umanitario, quindi serviamo le comunità più povere, i bambini più poveri, ma c'è un altro aspetto che non è secondario e che riguarda proprio quello che è stato predicato questa mattina, nuova nascita, poter annunciare il Vangelo di Gesù Cristo anche ai bambini, attraverso i bambini. Vorrei semplicemente farvi fare questa mattina un piccolo viaggio virtuale in uno dei paesi dove Compassion non è presente, o quantomeno siamo presenti in Colombia ma non in Venezuela. Infatti sarà un video che vi parlerà di come la pandemia, che ha toccato severamente tutta la nostra Europa, in maniera particolare ha inciso sui tassi di povertà e sulle difficoltà delle persone nei paesi del sud del mondo. Venezuela rappresenta uno di questi scenari, non soltanto per una questione pandemica, ma anche per una crisi politica, e questo video aiuta a comprendere come molte volte la povertà è un fattore etico ed è un fattore di carattere politico. Questo significa che in qualche maniera, come ha detto il Pastore questa mattina, la Chiesa può essere quell'alta pressione che va verso una zona di bassa pressione per portare cambiamenti. E il sostegno a distanza, certo, riceviamo le lettere per chi sostiene un bambino, anzi grazie per quello che state facendo, ricevete le lettere del bambino, le informazioni, lo vedete crescere, attraverso la quota di sostegno noi provvediamo per cibo, istruzione e cure mediche. Ma c'è un valore che economicamente non posso paragonare a nulla, che è il cambiamento della vita, la possibilità di avere speranza. Vorrei chiedere appunto di proiettare il video. Hoping for a better life, but sadly, most of them had ended up in desperate situations, facing homelessness, hunger, and other risks, making them highly vulnerable. The impact of COVID-19 has been even greater on these families who were already vulnerable. Imagine being in a foreign country with your small kids, having nothing, and then experiencing the additional fear, anxiety, and hardship of COVID-19 on top of that.
pues el impacto que ha sufrido ahorita nuestra familia al comenzar esta pandemia del COVID ha sido unas cuantas. Yo me quedé sin trabajo. Prácticamente nos vimos sin techo también, sin una casita. Personalmente yo me sentía como sola, abandonada por Dios, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, eres tan grande y tienes tanto poder, y nosotros aquí pasando de estas series de dificultades a causa de esta pandemia, por falta de alimentación y muchas cosas. Y llega esto así de sorpresa, fue algo maravilloso. Me llamaron a mí y para decirme que me iban a dar unos bonos. La cara de mis hijos de felicidad fue algo tan inexplicable, porque ellos, o sea, yo no lo podía creer y ellos ni se digan. Dios como que enviaba eso al momento, porque esos mercados llegaban cuando no teníamos para comer. Many of these Venezuelan families have nowhere to turn to. Compassion is making a big difference with the frontline church partners assisting them. And in doing so, we let them know that they are not alone. Y eso era una bendición para nuestras vidas, que eso como que poco a poco fue cautivando, Dios haciendo sin la ayuda de la iglesia de Compasión. No, quizás no estuviéramos ni aquí. Es una gran ayuda. Come vi dicevo, il Venezuela, voi sapete, sta attraversando una crisi economica importantissima da diversi anni, anzi direi da decenni, ed sarebbe uno dei più grandi paesi produttori di petrolio al mondo. Circa 1,5 milioni di venezuelani attraversano il confine con la Colombia e ci sono circa 250 chiese, partner di Compassion, che danno ospitalità a oltre 300.000 di questi profughi. Vedendo questo video vi posso dire che le parole che mi hanno più colpito di Dania sono state quelle: pensavo che Dio si fosse dimenticato di noi. Ed è vero, il povero non si chiede se Dio esiste o non esiste, ma molte volte si chiede da che parte sta Dio. E quando voi sostenete un bambino a distanza, e so che molti di voi sostengono un bambino a distanza, voi state restituendo qualcosa di immateriale, la speranza. Perché il più povero fra i poveri non è colui che non ha nulla, ma colui che non può sperare nulla. Ed ecco che la speranza diventa materiale, sì, sicuramente, ma anche spirituale per molti bambini. Perché molti bambini, vivendo in un contesto di estrema povertà, dicono: io sono povero, mio papà è povero, la mia famiglia è povera, vivo in un contesto di povertà e per me non c'è futuro. Ed ecco che come Compassion noi crediamo che l'istruzione sia il più potente strumento di contrasto alla povertà, perché permetterà a questi bambini di poter sognare un futuro diverso. Voglio dirvi innanzitutto grazie per quanti sostengono un bambino a distanza. La nostra presenza occasionalmente è per aggiornarvi, ma soprattutto per dire grazie. Grazie Pastore, perché la Chiesa Agape fa veramente tanto per Compassion, ma soprattutto per i bambini. Ma voglio dirvi un'altra cosa che riguarda il sostegno a distanza. Ecco, io potrei dirvi con la quota di 29 euro al mese, 90 centesimi al giorno, cosa possiamo comprare. Magari posso dirvi quanto può costare una ciotola di riso in Bangladesh, potrei dirvi quanto può costare un paio di scarpe, magari, che so, in Colombia. Potrei dirvi anche quanto costa mandare un bambino a scuola in Burkina Faso. Ma c'è una cosa che non potrò mai quantificarvi economicamente. Quanto vale la speranza di un bambino? 10 euro? 100 euro? 1000 euro? Ecco che questo vostro dono col sostegno a distanza non vale 90 centesimi al giorno, vale molto di più, perché c'è qualche cosa che è più importante che non potrò mai quantificarvi economicamente, che impatterà la sua vita. E quindi ecco perché il nostro grazie era semplicemente per dare un valore non economico al sostegno a distanza, ma darne un valore spirituale, per non dire che noi abbiamo a livello internazionale le nostre statistiche su 8.600 centri, su circa 2 milioni di bambini. Ci sono stati quest'anno 14.000 ragazzi
che hanno accettato il Signore come loro personale Salvatore. Ed ecco che il terzo punto che tu citavi sulla nuova nascita, l'espandere il regno di Dio, ecco, grazie perché il vostro impegno espande il regno di Dio in altre chiese che magari non conoscete, ma che fanno parte della vostra speranza in termini proprio di vita cristiana. Io vi ringrazio innanzitutto a nome di Compassion e vorrei chiedere che se qualcuno oggi volesse sostenere un bambino a distanza o una bambina qua o una bambina del Togo, io sono laggiù in fondo per darvi informazioni. In questo momento dovete semplicemente poter lasciare eventualmente un nome, un cognome, un indirizzo, un numero di cellulare, scegliere un bambino o una bambina. Io vi lascio la scheda e poi un nostro volontario di Compassion a distanza di qualche giorno potrà chiedervi se desiderate confermare il sostegno a distanza e potete poi lasciare a loro la metodologia di donazione, bollettino postale, banca o carta di credito come preferite. Intanto voi potete avvicinarvi, prendere il nostro materiale, il nostro calendario, la nostra rivista, parlare con me. E innanzitutto grazie Pastore per questo tempo. Tanto sarò laggiù in fondo, mi riconoscete dalla folta capigliatura, non è difficile sbagliarsi. Dio vi possa continuare a benedire, grazie. Oh sì, bene, volentieri, grazie. Ok carissimi, a volte no, noi chiediamo le risposte a Dio per i problemi del mondo. Io penso che tante volte le risposte siamo noi, ok? E noi dobbiamo veramente a volte dire Signore, io non posso, ma posso. Perché tu mi capaciti, tu mi dai la possibilità di farlo, ok? Il Signore ci ha detto andate, predicate il Vangelo, fate discepoli, non ci ha detto come, ma ci ha detto andate, no? Quindi fidatevi di me, è questo che noi vogliamo fare come Chiesa ogni giorno di più, ok? Fidarci del Signore e di quello che Lui ci ha comandato, perché se Lui ci ha comandato, Lui ci darà anche la possibilità di farlo. Facciamo? Ok? Alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera e preghiamo grazie per la tua partecipazione. Nostro Dio, nostro Padre, ti benediciamo e ti ringraziamo per tutto quello che abbiamo ricevuto stamattina. Voglio pregarti, Signore, per il fratello Rino. Tu possa usarlo, Signore, perché lui possa essere un canale, Signore, di benedizione per il tuo popolo che è sparso su tutta la terra. Signore, che tanti bambini possano ritornare a sperare, Signore, in questa vita e attraverso questa vita, Signore, conoscere un Dio vivente, un Dio che opera, un Dio che ama, che abbraccia l'umanità con tutte le sue necessità. Ti preghiamo, Signore, per questi bambini sparsi in tutto il mondo che tu vuoi raggiungere. Signore, aiutaci a essere la risposta alle loro preghiere. E adesso, Signore, che torneremo a casa, abbiamo tante sfide davanti a noi questa settimana, ti prego che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana. Sì, io non so se... Ok, diamo questo annuncio, l'abbiamo detto in tutte le salse anche con i messaggini. Comunque, oggi alle ore 13:30 assemblea ordinaria in prima convocazione, in seconda convocazione alle ore 14. Se tu sei membro della Chiesa Battista Agape, ovviamente sei caldamente invitato a partecipare. Ok? Grazie, Dio vi benedica.